Telespettatori di Antenna 3, buonasera, ben ritrovati con 20:10, l'approfondimento quotidiano dei nostri telegiornali con le notizie, i grandi temi, gli argomenti. Questa sera parleremo di referendum per l'autonomia del Veneto, perché oggi è stata data la comunicazione ufficiale da parte del Presidente della Regione Luca Zaia. Si andrà alle urne il 22 ottobre del 2017 assieme con la Lombardia. Vi presento quindi subito gli ospiti con i quali affronteremo l'argomento del referendum per l'autonomia questa sera. Gianluca Forcolin, vicepresidente della Giunta regionale del Veneto, buonasera, e Simonetta Rubinato, deputata del Partito Democratico. Buonasera. Allora, la data è stata stabilita, si andrà alle urne, quindi è davvero la volta buona, Forcolin? Beh, una data storica, 22 di ottobre, dopo tanto dibattito politico sia a livello nazionale sia a livello regionale, ovviamente parlo del Consiglio regionale, e il Presidente oggi ha dato e ha fissato questa indizione del 22 di ottobre, sappiamo che deve farlo almeno con decreto 60 giorni prima per poter indire appunto il voto, ed è stato fatto di comune accordo poi anche con la Lombardia, per cui stiamo parlando anche di un referendum che toccherà circa 15 milioni di abitanti, circa quindi il 25% della popolazione italiana, quindi una data storica però per il Veneto, in particolar modo rispetto alla Lombardia, perché lo ricordava il Presidente, si ricorda anche il 151esimo anniversario da quel 22 ottobre 1866 nel quale appunto vi fu quel plebiscito per l'annessione al Regno d'Italia appunto di Venezia e quindi del nostro territorio. Quindi 151 anni dopo i veneti saranno chiamati alle urne, e questo è un messaggio che partirà da qua appunto alla campagna anche promozionale e di propaganda elettorale per il 22 di ottobre, per dire che abbiamo un'occasione storica per arrivare a quelle forme di autonomia che sono previste appunto dall'articolo 116, comma terzo della Costituzione, per le quali appunto ci siamo battuti sin dalla legge 15 del 2014 che appunto ha previsto questo tipo di istituzione. Quindi ci siamo adesso al vedo, e quindi dovremmo portare un gran numero di elettori in massa. Non è un referendum, come molte volte in modo provocatorio viene detto, della Lega, non è assolutamente un referendum della Lega, ma è un referendum dei veneti, e i veneti devono andare in massa proprio per dare un messaggio forte non solo al governo ma anche al Presidente Zaia, che ha la possibilità di portare avanti quindi questa trattativa importante che poi ci vedrà entrare nei veri temi dell'autonomia, perché oggi si parla, vuoi tu maggiori forme di autonomia? È chiaro che è un sì, deve essere un sì plebiscitario, nel senso che deve andarsi veramente tutto il popolo veneto, ma per far partire poi quella strada che deve portarci ai risultati concreti, e che sono quelli appunto dettati dalla Costituzione per le questioni fondamentali di esclusiva competenza del governo da una parte, e quelle che invece noi vogliamo chiedere, e che sono anche ragioni assolutamente di buon senso, perché laddove ci sono processi che funzionano e che stanno funzionando bene, da questo si deve partire, perché diventi anche un sistema poi del sistema Paese Italia, non solo Veneto. Insomma, le buone pratiche devono essere messe in campo. Molte volte si buttano via addirittura le buone pratiche. Il Veneto su molte funzioni sta dando lezione a tutto il sistema Paese. Ecco, onorevole Rubinato, è una grande occasione questa per i veneti, oppure è, come dicono diversi esponenti del Partito Democratico in Regione del Veneto, un referendum inutile che serve solo a spendere a far spendere alla Regione 14 milioni di euro? Penso che ci siano i fatti che parlano e rispondono su questo. Nel 2001 il centrosinistra in Parlamento modificò la Costituzione introducendo la norma che è stata citata adesso dal vicepresidente Forcolin, cioè il terzo comma dell'articolo 116. Ricordo ai telespettatori che il 116 è l'articolo che fa l'elenco delle famigerate regioni a statuto speciale, cioè quelle che vengono definite privilegiate. Viene aggiunto in quel 2001 un terzo comma che dice che anche le altre regioni ordinarie si possono avvicinare a quelle attraverso una procedura particolare, quella dell'autonomia differenziata, che è una procedura che prevede un negoziato tra governo regionale e governo nazionale e poi una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere, quindi non è un percorso facile. Allora, se dal 2001 ad oggi
i veneti non hanno visto nessun dato concreto in termini di maggiore autonomia, cioè se quella norma in tutta Italia non è mai stata applicata dal 2001 a oggi, sono passati 16 anni, c'è forse un problema politico delle forze politiche di destra, di centro e di sinistra che in questi anni il federalismo non sono riuscite a realizzarlo? Secondo me sì, e quindi serve un passaggio di democrazia diretta per far finalmente tradurre quella norma in fatti concreti. Guardate che il referendum consultivo dato dalla Corte Costituzionale ai Veneti è stato dato con un cambiamento storico della giurisprudenza della Corte Costituzionale. Prima la Corte aveva negato il medesimo referendum, sostenendo che in qualche modo era un atto anche un po' eversivo, perché metteva il popolo avanti a quelli che sono i parlamenti, a chi deve fare le leggi. Questa volta la Corte Costituzionale 2 anni fa, a giugno del 2015, quindi sono già passati 2 anni, dice questo referendum può essere fatto dal Veneto, ma potrà essere fatto anche da altre regioni, perché devono poter appunto i cittadini esprimersi sulla possibilità di attivare una norma. Io dico che serve la forza della volontà popolare, di uno strumento di democrazia diretta che è potentissimo, se tanti veneti andranno a votare sarà potentissimo, sbloccherà una situazione che è bloccata da 16 anni. Poi a quel punto la politica regionale, in particolare chi governa la regione, e la politica nazionale, la politica regionale dovrà dimostrare di far bene un negoziato, di saperlo fare, di stare sul tavolo, di portare cifre, numeri, una sfida di buon governo, cioè dire porto a casa queste competenze perché le saprò gestire meglio, sarò virtuosa e poi sarà anche misurata su questo, e il governo nazionale, chiunque sia, a febbraio, prima andiamo a votare, io non so chi sarà il governo, ma ogni governo nazionale dovrà fare i conti con la volontà espressa dei veneti. Quindi io sono profondamente convinta che poi quando la Corte Costituzionale dà un referendum ai cittadini, i cittadini devono poterlo esplicitare. Costa 14 milioni? Penso sia un investimento sulla possibilità per il Veneto di portare a casa, o meglio non di portare a casa, non mi piace questo termine, di trattenere in territorio le risorse necessarie per migliorare la risposta ai bisogni dei cittadini del Veneto, dalle famiglie, alle nostre scuole materne, alle scuole professionali, alle nostre imprese. Sarà un percorso lungo, non dobbiamo pensare che domani mattina sarà facile, avremo tante competenze in più, avremo tante risorse in più. Sarà un percorso, dico sempre, passo continuo come in montagna, si chiedono alcune competenze perché poi bisogna trasferire personale, bisogna trasferire competenze, bisogna avere le persone che poi sanno gestire bene, bisogna costruire anche la macchina amministrativa che poi gestisce quelle competenze in territorio. Quindi sarà un passo continuo ma lento, e io la chiamo una sfida di buon governo che penso il centrosinistra dovrebbe assolutamente sostenere. Uno, perché la norma l'abbiamo messa noi in Costituzione. 2, perché un partito che si dice democratico non può non sostenere che i cittadini possano esprimere un voto in un referendum. 3, perché è un'occasione straordinaria per il Veneto per cominciare a cambiare l'Italia dal Veneto. È vero, si voterà con la Lombardia, che è partita dopo ma ci ha un po' raggiunti. Ecco, io avrei preferito anche, in autonomia anche dalla Lombardia, andare su questo tema, perché in fondo non risparmiamo nessuna risorsa a farlo insieme con la Lombardia. Forse anche Zaia, in questo c'era stata nelle ultime ore, no? Qualche indiscrezione che lo dava un po' infastidito da questa corsa in avanti di Maroni. Diciamo che noi stiamo andando avanti per il nostro percorso, per cui indipendentemente adesso dalla Lombardia noi vogliamo esserci. È giusto però anche chiarire, perché Simonetta ha fatto un riferimento al 2001, non siamo qua sicuramente per far polemica, anzi siamo qua per portare avanti un tema che è assolutamente importante, anzi direi che è il tema più importante se vogliamo accampare in questa regione che, visti i tagli centrali, ormai ci ha messi a lacrime e sangue, lo abbiamo visto anche l'altro giorno proprio assieme in audizione al Senato. Ma dobbiamo anche dire che però questa legge, la 2014, la numero 15 del 2014, era stata impugnata dal governo, del governo di centrosinistra, per cui è vero nel 2001 è stata messa una norma nella modifica costituzionale, ma nel 2014 il governo ha bocciato questa nostra legge regionale e la Corte Costituzionale ci ha dato ragione, quindi ovviamente siamo andati contro a una sentenza che aveva appunto impugnato la norma. E in più dobbiamo anche ricordarlo che se il 4 dicembre scorso fosse passato quel referendum di modifica costituzionale,
le nostre regioni avrebbero perso ulteriori forme di autonomia e ulteriori funzioni. Quindi anche su questo tema ben venga il no al referendum e la bocciatura, perché ci consente di avere una strada diversa. Quindi queste cose è giusto dirle, perché chi ci ascolta deve anche capire che sul 4 dicembre noi eravamo scettici e abbiamo votato in modo compatto per il no, perché c'era anche un tema di riforma che annullava non solo le province ma anche molte funzioni e centralizzava ancora di più l'apparato. Siccome siamo tutti consapevoli che il Veneto ha delle buone pratiche, sa amministrare bene, ha dei bravi sindaci, ha una regione che funziona, mi fa piacere sentire da Simonetta e da quella parte del PD che invece in Consiglio regionale, per lo più magari con l'amico collega Azzalin, continua a dire che abbiamo buttato via 14 milioni di euro. Io dico che in un bilancio regionale di oltre 13 miliardi di euro, con un residuo fiscale che si assesta adesso attorno ai 17 miliardi e 600 milioni, 8 volte la pedemontana veneta, giusto per avere un paragone che possa essere capito da tutti, 8 volte il costo della pedemontana ogni anno, ce la faremo 8 volte all'anno, e quindi con un residuo del genere, con una sanità che funziona alla grande e che porta a curarsi anche altri cittadini italiani che magari hanno la propria sanità che non funziona e vengono qua, sperperando appunto magari al centro-sud in particolar modo. Quindi abbiamo queste buone pratiche, vogliamo portarle avanti, fa piacere insomma che su 13 miliardi 14 milioni di euro spenderli per un referendum che ci porterà a trattare col governo per maggiori forme di autonomia sulla base Trento-Bolzano, 9 decimi del proprio gettito IVA, IRES, IRPEF. È altrettanto vero che siamo già consapevoli che questa questione non può stare in piedi sui 9 decimi, perché saremo tutti quanti. Ma io lo dico, io lo dico, non perché bisogna illudere i cittadini. Io dico però, da assessore al bilancio, non da vicepresidente, ma da assessore al bilancio, che 17 miliardi e 600 oggi il nostro residuo fiscale messi sul tavolo alle porte, come dicevi bene Simonetta, di una campagna elettorale politica, vinca chi centrosinistra, centrodestra non importa, ma poter dire al candidato premier che viene in Veneto: guarda, noi sappiamo la situazione dell'impianto del governo e sappiamo le risorse finanziarie che ci sono e la crisi di finanza pubblica, però mettiamo anche degli step per i quali viene premiato la regione che è virtuosa, che ha situazioni appunto meritevoli e sa gestire bene il proprio patrimonio e soprattutto le proprie risorse, mettiamoli in un trend a crescere appunto con ulteriori forme di autonomia. Credo sia la base, quindi diventa anche, oltre al 22 di ottobre data storica, diventa anche importante, perché siamo alle porte di una campagna elettorale dove il candidato premier che verrà in Veneto, come andrà in Lombardia, a dire: rispetto a questi temi noi ci siamo, ma cosa metti sul tavolo? Perché io sono bravo a fare questo, questo e questo, i miei cittadini veneti stanno versando in più 17 miliardi e 600, vogliamo parlarne, discutiamone e mettiamo dentro su questo impianto. È altrettanto vero, e lo dico e lo ripeto, che i 9 decimi oggi, dire che noi porteremo a casa 15 miliardi di euro, 9 decimi di 17 miliardi e rotti, è follia dirlo oggi, perché se ci viene a traino la Lombardia che ne ha 40 di miliardi di residuo fiscale e ne portasse a casa 35, salta il sistema paese. Ecco, e questo è chiaro. Però non bisogna illudere però quello è il fine, l'obiettivo. Partiamo, perché chi oggi critica, come il suo collega Azzalin, dicendo che sono 14 milioni buttati via, non ha capito che questa data è storica per iniziare un percorso che deve arrivare finalmente a premiare quei veneti che sarebbero anche stanchi di pagare e mantenere questo baraccone che oggi si chiama Italia e che però ha bisogno di una svolta sul merito, su chi è bravo a fare le cose. Perché altrimenti parliamo sempre ma non iniziamo mai a fare niente. 14 milioni di euro su 13 miliardi di impianto regionale credo siano i soldi meglio spesi per i veneti e per la nostra amministrazione regionale. Ecco, di fatto appunto si diceva non bisogna illudere i veneti, perché magari pensano che se vincerà il sì a questo referendum anche la nostra regione potrà avere, come si diceva, le stesse condizioni di favore che hanno per esempio le province autonome di Trento e Bolzano. Quello in realtà, è il modello, io lo dico, quello è il modello ed è il fine. Ecco, ma esattamente che cosa accadrà dopo? Allora, non bisogna illudere che domani mattina cambia tutto e che avremo uno statuto speciale, che non avremo. Loro hanno uno statuto speciale per ragioni storiche e addirittura internazionali. Lo statuto speciale di Trento e di Bolzano è coperto addirittura da un trattato internazionale. Se noi dovessimo cambiare quelle norme oggi, che a volte ci sembrano anche inique, dei privilegi, penso che l'Austria ci chiamerebbe davanti al Consiglio di sicurezza dell'ONU. Quindi
non si può illudere. Però qual è la cosa che noi possiamo mettere in gioco? Non uno statuto speciale, ma una sfida di buon governo e di autonomia responsabile, che è, come dire, io la vetta la vedo, non ci arrivo di corsa, perché perdo il fiato se voglio arrivarci di corsa, ma ci arrivo con il passo sicuro, fiato giusto e avanti. Che cosa significa? Significa questo. Noi oggi abbiamo un paese, ed è per quello che io, a differenza di Forcolin, ho scelto di votare sì al referendum costituzionale, arrivandoci con un ragionamento diverso. Io già allora facevo campagna per il sì alla riforma costituzionale, che poi ha perso, quindi ne prendiamo atto, facendo anche già insieme campagna per il sì al referendum sull'autonomia in Veneto, perché dicevo, questa riforma toglie autonomia alle regioni a statuto ordinario, ma io ho combattuto e anche con altri per lasciare la possibilità del percorso dell'autonomia differenziata. Allora dico, se io penso a una regione, non voglio parlare male di altre regioni, ma per esempio una regione come la Calabria, dove i problemi sono veramente tanti, insomma, un bilancio regionale lì si fa fatica anche ad averlo e a reggerlo. Se io penso alla Calabria, la Calabria non può avere il livello di autonomia di altre regioni oggi, per tutta una serie di motivi. Ha bisogno di più Stato, di più funzionari dello Stato, di più controlli, di più presenza dello Stato, non di più autonomia. Allora, togliere autonomia oggi, tornare indietro sull'autonomia ampia data con la riforma del 2001 ad alcune regioni, può anche essere un bene, perché c'è bisogno che vengano un po' più sorvegliate, anche nell'interesse di quei cittadini. Però alla mia regione, siccome resta il terzo comma e 116, potrà comunque essere fatto sto percorso e il referendum sull'autonomia, dicevo già allora, sarà la forza politica per portarlo avanti. Una sorta di abito fatto su misura a seconda delle regioni. Regionalismo a geometria variabile. Quindi, come in una famiglia, chi è in grado di essere un po' più autonomo, gli dai la possibilità di essere più libero, di usufruire di più delle sue risorse, chi ha più bisogno di aiuto lo accompagni di più. Quindi in alcune regioni più Stato, in altre regioni meno, ma perché lo Stato faccia più meglio alcune cose e queste regioni vadano avanti raccogliendo una sfida di competitività che il Veneto, anche per la sua posizione geografica, non sta solo tra due regioni a statuto speciale, Friuli, Trento, Bolzano, ma c'è la Carinzia, c'è l'Europa sopra, c'è la Germania, c'è la Baviera, ci sono regioni con le quali noi dobbiamo, come dire, competere, le nostre imprese competono. Quindi abbiamo bisogno degli strumenti, dell'autonomia per fare meglio quello che il Veneto può fare, anche nell'interesse dell'Italia. Quindi io la vedo così. Qual è allora la sfida? Io dopo il referendum, perché la Corte dice, ecco, vorrei riconoscere questo a questo governo, che io sostengo, questo governo ha detto, non appena il Presidente Zaia a marzo ha annunciato la volontà di negoziare e di partire con il referendum, questo governo, questo è il primo, perché anche altre richieste fatte negli anni passati a precedenti governi, anche il governo Berlusconi, sono morte, perché la norma c'è dal 2001, questo governo ha detto siamo disponibili ad aprire la trattativa, quindi l'ha detto. Dopodiché la scelta della Regione Veneto è di dire la Corte dice che il referendum va fatto prima per dare forza alla trattativa e quindi noi prima facciamo il referendum e poi facciamo il negoziato. E io, che mi sono letta la Corte, cosa dice la Corte, condivido, però questo governo è disponibile a trattare, quindi per questo io incalzavo anche il Presidente, facciamo il referendum quanto prima e partiamo col negoziato. Ecco, mettiamola alla prova. Mettiamola alla prova perché mi risultano che i viaggi e gli incontri fatti dal Presidente Zaia, in particolar modo col Sottosegretario Bressa, abbiano portato un passo in avanti e tre indietro, perché dobbiamo dire anche questo. Anche per materie, mettiamolo alla prova, capisco, alla prova. Però io, come dire, sono molto onesta in questo, corretto, e questa è una battaglia che non è di un partito, non è appunto, come ha detto, è di tutti i veneti, è una fase costituente. Se noi riusciamo ad arrivare con la forza politica che daranno i veneti a quel tavolo di negoziato, adesso c'è il Presidente Zaia, poi ci sarà un altro Presidente, non si sa chi sarà, ma c'è un vincolo a chi governa la Regione Veneto dopo il referendum a portare avanti quella trattativa. In che cosa consisterà la garanzia che noi non abbiamo, come dire, lo statuto speciale? Mi prendo delle competenze, queste, la scuola per esempio, prendo le relative risorse, le tengo in territorio, le trattengo, ti dimostro che le so gestire bene, che c'è un vantaggio anche per te. Quindi la garanzia di arrivare e di continuare la salita fino alla cima è la sfida di buon governo. Se la dimostriamo quasi facciamo la tessera all'onorevole Rubinato. No, forse la faccio io a voi, questa è una battaglia molto da è da vedere chi prenderà la tessera di chi. Noi ci fermiamo un attimo solo per la pubblicità, ritorniamo tra pochissimo con 20:10, linea alla regia.
E rieccoci in diretta con 20:10, stavamo parlando con l'onorevole Simonetta Rubinato, deputato del PD, e Gianluca Forcolin, vicepresidente della Giunta regionale del Veneto, del referendum per l'autonomia del Veneto e di come arrivare a questa vetta, no, che si diceva sembra lontana ma pian pianino può essere in qualche maniera raggiunta. Forcolin, ma perché nel Veneto c'è così tanta voglia di autonomia? C'è tanta voglia di autonomia perché le famiglie sono famiglie che lavorano, che pagano le tasse, che soffrono vedendo quelle diseguaglianze che ci sono nel sistema paese. I nostri amministratori pubblici sanno amministrare e tengono i comuni indipendentemente dalla bandiera in modo eccellente, questo lo dimostrano i dati di governo. Ci sono 435.000 imprese che pagano oltre il 64% di imposizione fiscale e quindi hanno difficoltà. C'è una burocrazia che ovviamente le costringe e le penalizza rispetto a un mercato europeo che già di per sé ha le proprie criticità, quindi c'è una forza che parte dal basso ma che arriva soprattutto all'economia, al PIL, a quello che è il nostro export, perché poi dobbiamo ricordare che noi esportiamo circa il 14% dell'export nazionale con 58 miliardi di euro, non sono proprio pochi, quindi abbiamo un sistema di imprese, di microimprese in particolare e delle famiglie che oggi in questo periodo particolarmente difficile dal punto di vista socio-economico hanno un po' la pretesa che la politica oggi passi dalle parole ai fatti, quindi questa data diventa fondamentale per intraprendere un percorso che deve portarci a dare una risposta giustamente a queste famiglie che per anni vedono appunto e hanno pagato a lacrime e sangue notevoli sacrifici. Pensiamo che siamo la regione che ha la percentuale più alta di prime case, quindi siamo dei buoni risparmiatori, siamo delle formichine, ognuno dei nostri padri, dei nostri nonni ha messo da parte qualcosa perché lavorando ha creato appunto questo tipo di economia di patrimonio. Oggi vediamo che il sistema paese invece sta buttando un po' all'aria tutte quelle che sono le nostre basi di fedeltà, di amore per il territorio, di patrimonio, di risparmio e di lavoro soprattutto, e quindi ovvio che la politica rispetto a questo popolo veneto deve dare delle risposte ed è importante il messaggio che Zaia oggi vuol dare, che non è il referendum della Lega, non è il referendum del governatore Zaia, è il referendum del popolo veneto che ha un'occasione storica per dire sì, ci siamo, vogliamo intraprendere questo tipo di percorso che deve portarci a un modello che è quello, come si diceva prima con Simonetta, che è quello del Trento e Bolzano, quindi dei 9 decimi, sapendo che non è possibile arrivarci domani mattina, ma è altrettanto vero che dobbiamo iniziare a intavolare questo tipo di percorso. Credo che qua dovremo tutti toglierci un po' la casacca politica di appartenenza e dire arriviamo a questo obiettivo, perché non ce lo chiede la politica ma ce lo chiedono i cittadini comuni che finalmente hanno visto una giusta breccia sulla quale possiamo veramente lavorare tutti assieme. Quel che è sicuro è che questo tema sicuramente detterà il corso della politica nella nostra regione nei prossimi anni. I referendum consultivi, i referendum come strumenti di democrazia diretta, lo stiamo vedendo anche nel resto dell'Europa, dalla Brexit, sono potentissimi strumenti di forza, di cambiamento, e qui il cambiamento parte dal Veneto ma può essere a beneficio di tutto il paese, perché io credo all'autonomia. In passato anche la Lega insomma, ha fatto battaglie per la secessione, ma oggi sono contenta che siano sull'autonomia, perché l'autonomia è anche nella nostra Costituzione lo strumento per rafforzare l'unità di un paese, ma che deve essere più giusto, che deve dare possibilità a tutti i territori di esprimersi. Allora perché il Veneto chiede l'autogoverno, molto più della Lombardia secondo me, molto più di altri territori? Lo chiede per un motivo semplice, perché ha nella sua storia l'esperienza secolare della Repubblica Serenissima, come una specie di competenza di autogoverno che i territori hanno conquistato allora e che non ci siamo dimenticati. Io ne faccio un esempio concreto. Che hanno mantenuto per secoli. E che hanno mantenuto per secoli. Questa è una, come dire, cultura, non è una questione dell'apparato regionale o dei politici, è una cultura collettiva di governo del territorio. Faccio un esempio concreto. Stamattina ho passato la mattinata in una scuola paritaria di Conegliano, no? Il Collegio dell'Immacolata. Cosa sono queste scuole? Sono scuole create prima che arrivasse lo Stato. C'è un pezzo d'Italia che aspetta sempre lo Stato. C'è un pezzo d'Italia in cui le comunità, prima che arrivasse lo Stato, prima che lo facessero i comuni, hanno costruito come comunità delle scuole. Perché hanno detto, le scuole dobbiamo costruire, ce le costruiamo da soli, con i benefattori, con la comunità, perché i bambini piccoli
dai 3 ai 6 anni, anche quelli poveri devono avere un'opportunità fondamentale e strategica. L'abbiamo fatto nei primi del 1900, prima che arrivasse lo Stato. Bene, costruite queste scuole, oggi queste reggono il sistema per 85.000 bambini che vanno alla scuola materna, costano pochissimo allo Stato, cioè ai contribuenti, perché in realtà è il territorio che se le mantiene le famiglie. Lo Stato su questo risparmia mezzo miliardo solo in Veneto, e non è corretto, perché lo fa a spese dei genitori di questi bambini che pagano le tasse. Purtroppo questo sistema però, Simonetta, l'altro sistema paese, le altre regioni non lo hanno. Allora noi abbiamo bisogno, allora a Roma non puoi fare una legge per una realtà specifica come il Veneto, perché quando fai la legge a Roma la fai anche per la Calabria. È per questo che non sa neppure cosa sono le scuole paritarie. Prendiamo questo pezzo di paese e proviamo a sperimentare nuove politiche. Che cosa succede allora? Che se tu domani mattina, allora no, questo mi serviva a dimostrare come il Veneto si trova la soluzione dei problemi a volte prima che arrivi lo Stato, e lo fa risparmiando molti denari, utilizzandoli bene perché mette insieme il volontariato, la passione del territorio, la comunità. Questa si chiama sussidiarietà, questo si chiama gestire il bene comune in modo tale che si dà di più con meno. Allora, se la sfida buona, bellissima, fatta da queste scuole la si estende alle scuole professionali, alle imprese, al territorio, ma noi lo sappiamo, i nostri comuni con pochissimi denari fanno tantissimi servizi che in altre parti del paese costano tantissimo di più la spesa pubblica. Se noi questa cosa la facciamo diventare un volano di sviluppo e un esempio di buone pratiche per il paese, secondo me è un modo anche per superare l'attuale crisi della finanza pubblica, perché con un paese che per politiche irresponsabili dagli anni 70, 80 fino agli anni 90, poi sono cominciate le manovre, abbiamo il terzo debito pubblico del mondo sulle spalle. L'Italia non è il terzo paese del mondo come popolazione, come ricchezza, ma è il terzo debito pubblico del mondo. Noi non daremo nessuna prospettiva di futuro ai nostri ragazzi se non lo diminuiamo, e può diminuire solo, senza tagliare i servizi alle persone, se si prende l'esempio delle nostre scuole materne, che spendono la metà. È un esempio per tutta l'Italia. Certo. Poi c'è una parte di Veneto che ha dato un cattivo esempio, col Mose, con tantissimo, come dire, con inquinamento del territorio, con la storia delle nostre banche così gestite, i risparmi dei Veneti. C'è anche quel pezzo di Veneto, ma è proprio per mettere all'angolo quel pezzo di Veneto che il Veneto sano ha bisogno dell'autonomia per ripartire. Ecco, Forcolin, brevissimo, ormai dalla regia chiamano la chiusura, una battuta in chiusura per questo referendum. Partirà appunto questo tam-tam, questa informazione, più che altro perché è necessario informare i cittadini, proprio perché si possa ottenere il massimo del risultato, perché il massimo del risultato vuol dire il massimo della possibilità di convergenza da parte del governatore Zaia nell'andare a trattare con il governo, qualunque esso sia, per intraprendere questo tipo di percorso. È l'unica strada, e lo dico da ex sindaco come Simonetta, ma da amministratore e assessore al bilancio, perché vedo l'unica strada per poter veramente salvare i nostri territori, le scuole paritarie come accennava appunto Simonetta, ma il sistema regionale che non sta più in piedi con questi continui tagli, e quindi la via dell'autonomia e della meritocrazia è assolutamente fondamentale. L'appuntamento quindi è il 22 ottobre, ormai la data è stata stabilita. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi questa sera, un ringraziamento all'onorevole Rubinato e al vicepresidente Forcolin. Noi come sempre ci vediamo domani sera con 20:10. Arrivederci.